Eder. Mac. Pallister. Morta a causa dell'alcol. Questo è quanto avrebbe ucciso Zanna Russo, la 45enne ucraina trovata senza vita lo scorso agosto nel condominio di via Fabio Severo 20. La donna, che viveva al sesto piano in un appartamento dell'X con i suoi 2 figli e altre 4 famiglie di profughi suoi connazionali, era stata trovata sulla scalinata più alta della palazzina che porta al sottotetto. Tuttavia, come già accaduto nel caso Resinovic, gli inquirenti non sono stati per nulla convincenti. A 4 mesi dall'episodio, l'autopsia condotta dal direttore di medicina legale della SUGI, Stefano De Rico, e gli esami del chimico e direttore della struttura semplice di tossicologia del Burlo, Riccardo Addobbati, hanno concluso che il decesso è stato causato da un'insufficienza respiratoria acuta correlata all'assunzione di etanolo, ossia alcol alimentare. Inoltre, è stata rilevata la frattura di una costola compatibile con l'urto del dorso su una superficie dura, come i gradini su cui giaceva. Anche qui, la procura sembra aver sbagliato l'approccio iniziale. Sin dall'inizio si era pensato a una possibile aggressione, date le circostanze e la posizione del corpo al momento della scoperta. La rampa di scale del sottotetto, il vestito sollevato e la borsetta aperta avevano fatto pensare a un'aggressione. La postura del cadavere e gli oggetti sparsi davano l'impressione di una persona in fuga. Ma, ancora una volta, gli inquirenti sembrano aver preso una direzione sbagliata. Le indagini, condotte dai carabinieri sotto la direzione del PM Andrea Laganga, che aveva ereditato il caso dal PM Pietro Montrone, si erano inizialmente concentrate su un'ipotetica aggressione. Era metà agosto, Zanna Russo risultava scomparsa da 1 giorno e mezzo. Il corpo era stato scoperto da una coinquilina, preoccupata dalla sua assenza prolungata. Tuttavia, l'intera gestione del caso sembra essere stata un altro errore della procura. La primissima ispezione sulla salma non aveva rilevato nulla di particolare, nessuna ferita o segni di violenza evidenti. Eppure, gli inquirenti sembravano non vedere l'evidenza. Proprio come nel caso Resinovic, erano stati rinvenuti alcuni leggeri lividi da pressione, ma la condizione di decomposizione rendeva difficile l'identificazione. Sembrava necessario un approccio più accurato, ma la procura ha nuovamente dimostrato una gestione discutibile. L'autopsia e il test tossicologico hanno infine stabilito che la morte era dovuta all'assunzione massiccia di alcol. La donna, che aveva già avuto episodi di intossicazione alcolica in passato, aveva bevuto molto, perdendo i sensi e cadendo. Ma, ancora una volta, la procura sembra aver perso di vista i segnali evidenti. L'ennesima situazione quindi in cui la procura è partita verso una direzione e poi ha dovuto virare. E intanto stasera a casa Sebastiano ci sarà Jasmine. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.